Eder, Mech, Pallister. Ci sono degli esiti sugli abiti, sui sacchi, che vanno in una direzione. L'autopsia purtroppo rimarrà confinata a dei dati limitati rispetto alla prima, perché lo stato di conservazione di Liliana era pessimo. Se la Procura ci autorizzerà ad analizzare quei microrganismi in prelievi che non servono a nessuno, siamo ancora in fase decisionale, anche perché quei prelievi non servono a nessuno, cioè non saranno utilizzati per alcun ulteriore accertamento. Quindi perché non tentare una analisi sperimentale, ma che ha molta letteratura e che può dimostrare quello che da mesi, diciamo, da anni, l'epoca della morte. Se noi non stabiliamo l'epoca della morte, tutto quello che diciamo e che si dice è frutto della fantasia. Il volto di Lilli era il volto di un pugile suonato. Abbiamo lesività diffuse su tutto il viso e che non sono compatibili, secondo i nostri medici legali, né con una caduta, ma questo è quello che dice anche il medico legale di Sebastiano, dice che non sono compatibili quelle lesività con una caduta, neanche una caduta da Dottoressa, non è rotolamento. vero, dottoressa, non è vero che il dottor Barisani dice questo. Lei è la terza volta che lo dice. La prego, rilegga, incontri il dottor Barisani come incontro io e corregga le sue affermazioni. Non è giusto che le dica questo. Generale, ascolti, lo ha detto in una intervista pubblica Dai, mai ogni volta dite nel queste gennaio cose del qua, 2024. Per favore, Scusi Sebastiano. No. Cioè, il senza dottor dicendo delle Barisani, cose. mi faccia parlare, il dottor Barisani ha anche sostenuto che sicuramente non si tratta di un omicidio volontario, ma di un omicidio preterintenzionale o comunque di una morte conseguente a quelle lesività con successivo occultamento di cadavere. Queste sono le dichiarazioni rese a gennaio del 2024 dal dottor Barisani. Gianluigi, un suggerimento è quello di intervistare il dottor Barisani o farlo venire qui, così risolviamo una volta per tutte questa... Mai smentite, Ma no, ma assolutamente, ma io lo vedo tutti i giorni. La mia ipotesi era quella di una colluttazione e di una morte da malore seguita alla colluttazione. Che figura di merda! Per le sue modalità, per il modo in cui è stato trovato il cadavere, nei sacchi, in quel luogo, non si può escludere perché tutto è possibile, però sembra una cosa altamente improbabile, molto insolita. Poi il sacchetto che non era stretto al collo, non ha lasciato segni. Anche il perito del PM ha scritto che è una modalità infrequente. Ma io lo vedo tutti i giorni. Possiamo valorizzare i dati relativi a una lesività esterna che secondo me esiste ed è stata riscontrata e che si è trovata a livello del volto e nella perizia è descritta. Non è vero che il dottor Barisani dice questo. Lei è la terza volta che lo dice. La prego, rilegga, incontri il dottor Barisani come incontro io e corregga le sue affermazioni. Io lo vedo tutti i giorni. Quindi la mia tesi è questa: poiché mancano segni di lesività mortale, ma ci sono segni di percosse, è possibile. Non è vero che il dottor Barisani dice questo. È possibile che ci sia stato un alterco, una discussione, che la donna sia stata colpita e che poi sia deceduta a seguito di un malore. Ma io lo vedo tutti i giorni. Che figura di merda! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.